La seconda edizione di Suoni d'Acqua, il festival di musica diffuso dei territori d'acqua, organizzato da Musica Chioggia nelle città di Chioggia, Cavarzere, Noale e Santa Maria di Sala, porta linguaggi eterogenei, dal jazz alla musica classica alla musica etnica. Questa stagione autunnale vede un'importante collaborazione con il premio Tomorrow's Jazz, il concorso organizzato da Veneto Jazz, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano under 30. In cartellone alcuni dei finalisti del premio che suonano nel circuito nazionale Ilunga IP Jazz Italian Platform, che raggruppa 19 fra i migliori festival e organizzazioni musicali italiani. Gabriele Vianelli, co-direttore artistico di Suoni d'Acqua. Siamo alla seconda edizione di Suoni d'Acqua, che riunisce in un unico palinsesto tanti eventi culturali e produzioni originali, riservando spazio ad un'importante collaborazione con il premio Tomorrow's Jazz organizzato da Veneto Jazz. I giovani talenti del jazz in cartellone sono orientati al jazz contemporaneo e stanno elaborando linguaggi personali, ricchi di influenze e contaminazioni mediterranee, nordiche, elettroniche ed etniche. Affianchiamo a giovani talenti artisti di fama internazionale che si esibiscono da moltissimi anni nei migliori palcoscenici del mondo come il maestro Bogino e Miomira Vitas. Pietro Perini, co-direttore artistico, dice: jazz, musica etnica ma anche musica classica, che permette un'intensa armonia tra suoni e mente. La musica classica si intende come cultura e radici, come una radice scava, va a fondo e non si lascia trascinare dalla moda del momento, ma penetra cercando la linfa vitale nelle cose più profonde e pregnanti. La nostra cultura, basata fin dai tempi antichi sull'evoluzione delle arti, non può non tenere conto di questi importanti e basilari valori di civiltà che questa disciplina trasmette a chi la pratica e a chi la ascolta. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre.